Produrre economia valorizzando la cultura in ogni suo aspetto e sua forma, coinvolgendo le istituzioni del territorio, le aziende e le associazioni che fanno della cultura la loro attività principale. Sono questi gli ambiziosi obiettivi che si pone il distretto culturale del Nuorese e Atene della Sardegna. Il nuovo soggetto è stato presentato stamattina a Nuoro nel corso di un evento ospitato nella sala conferenze della Camera di Commercio. Un appuntamento che ha segnato anche la prima uscita pubblica delle istituzioni e dei soggetti che hanno deciso di mettersi insieme per dar vita a un organismo in grado di valorizzare quanto si produce e si crea in campo culturale nel Nuorese. I lavori sono stati introdotti da Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, che insieme alla Fondazione Banco di Sardegna è tra i finanziatori dell'iniziativa, ma in sala erano presenti anche i rappresentanti di altre associazioni e istituzioni che in questi mesi hanno contribuito a rendere concreta la possibilità della costituzione di un distretto culturale che si basa su modelli già sperimentati nella penisola come quello della Valle Camonica. Dalla Confindustria alla Confcommercio alla Confesercenti, ma anche il Museo MAN, il Comune di Nuoro, l'ISDRE. Il compito di entrare nel dettaglio di cosa vuole essere il distretto culturale è toccato ad Antonello Menne dell'Università Cattolica di Milano, ma anche presidente dell'associazione Dialogo e Rinnovamento. Le finalità del distretto culturale, che comprende attualmente 12 comuni, sono quelle ribadite a più riprese: tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del territorio, sostenere la produttività del Nuorese nell'ottica europea della crescita smart, sostenere e rinnovare il settore delle industrie culturali creative presenti sul territorio. Uno dei segni distintivi del distretto culturale del Nuorese sarà il logo, che richiama le figure che diedero vita all'Atene sarda, da Grazia Deledda a Sebastiano Ossata, a Francesco Ciusa, ad Antonio Ballero, ma anche ai loro degni eredi come Salvatore Sata, Costantino Nivola e Salvatore Cambuso.